Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Marsala, giovane migrante aggredito mentre andava al lavoro in bici, in 4 a bordo di 2 scooter. Lo hanno prima bloccato e poi picchiato selvaggiamente con bastoni di legno. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per istigazione sul tentato accoltellamento del prof di San Vito Lo Capo. Gli inquirenti indagano anche su possibili collegamenti con l'aggressione a un docente avvenuta a marzo nel Bergamasco. L'ipotesi di chat comuni frequentate dai 2 ragazzi. Resta in gravissime condizioni la donna aggredita dal marito al culmine di una lite nel loro appartamento a Mister Bianco, nel Catanese. Nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre. Operazione antidroga dei carabinieri sull'asse Sicilia-Calabria, Le Cosche e Regine, base di partenza di ingenti quantitativi di cocaina, eroina e hashish. 6 le persone arrestate. A Catania fiaccolata per ricordare Santo Re, il giovane pasticcere ucciso in strada da un posteggiatore abusivo. La famiglia e la società civile invocano giustizia. Il parcheggio multipiano di Santa Panagia a Siracusa nel degrado. Con le nostre telecamere vi portiamo all'interno della struttura che potrebbe rappresentare una valvola di sfogo per la mobilità. La Sicilia torna regina dei Destination Wedding e conquista le star internazionali, da Dua Lipa a Aurora Ramazzotti. L'isola si conferma il palcoscenico più glamour di quest'estate. E poi il calcio, attesa in casa Catania per conoscere futuro e ambizioni del presidente Pelligra. Le prime novità riguarderanno direttore sportivo e allenatore. Bene, avete sentito, non una ma ben 5 aggressioni in una notte ai danni di altrettanti migranti, e quanto avvenuto sabato mattina a Marsala. I migranti che si stavano recando al lavoro, secondo il loro racconto, sarebbero stati aggrediti da 4 giovani italiani in sella a 2 scooter. In un caso la vittima è dovuta ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Marsala. Laura Spanò. 5 aggressioni senza alcun apparente motivo e tutte ai danni di giovani migranti del Bangladesh che vivono e lavorano a Marsala. E quanto avvenuto sabato mattina. Potrebbe trattarsi di uno stesso gruppo di giovani italiani che agiscono in sella a 2 scooter protetti dal casco. Le aggressioni si sarebbero verificate in varie zone dell'entroterra di Marsala, dove insistono moltissime aziende agricole. Ad alcune delle vittime delle aggressioni hanno rubato o tentato di rubare lo scooter su cui viaggiavano. In un caso la vittima, invece che viaggiava in sella ad una bicicletta, è finita in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato bastonato e buttato a terra. Questo episodio si è verificato in contrada Santo Padre delle Perriere, lungo la strada provinciale 53. Dopo aver superato il santuario e i vivai Zichitelle, il ragazzo ha incrociato 4 giovani su 2 scooter provenienti dalla direzione opposta, che dopo aver fatto inversione di marcia l'hanno bloccato e senza un apparente motivo lo hanno colpito al volto con bastoni di legno, facendolo cadere sull'asfalto. Dopo la brutale aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato mentre il giovane sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. I medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, un dente rotto e una lesione al setto nasale. I carabinieri nella sola mattinata di sabato hanno ricevuto 5 querele da parte di altrettanti migranti. Una vicenda questa che riporta alla mente l'omicidio di Bakari Sacco, un bracciante maliano di 35 anni aggredito e ucciso a coltellate il 9 maggio scorso a Taranto mentre si recava al lavoro. Si cercano punti di contatto tra l'aggressione di San Vito Lo Capo ai danni di un professore e quella avvenuta a marzo in provincia di Bergamo, dove un 13enne ha coltellato una docente di francese. In particolare si cerca di capire se i 2 ragazzini abbiano frequentato le stesse chat, una, come sostiene una ragazza straniera coinvolta nella vicenda di Bergamo. Orazio Longo. La Procura per i minori di Palermo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare se qualcuno abbia istigato il ragazzino di 12 anni che venerdì all'Istituto Lombardo Radice Fermi di San Vito Lo Capo ha tentato di accoltellare l'insegnante di tecnologia. Al vaglio degli inquirenti il profilo TikTok dello studente che proprio lì, nei giorni prima, aveva fatto intendere la volontà di compiere il gesto clamoroso. E dalla lettura di alcuni commenti emerge che diversi suoi follower sapevano cosa avesse in mente, tanto che alcuni gli hanno pure chiesto come avrebbe realizzato il video e il ragazzino descrive esattamente quanto accaduto,
sospetto, e cioè che avrebbe usato il cellulare attaccato a un caschetto. Il filmato sarebbe poi stato trasmesso in una diretta Telegram. Le tante similitudini con l'aggressione alla docente della provincia di Bergamo di marzo scorso ad opera di un tredicenne, tanto che i magistrati hanno deciso di indagare anche su eventuali collegamenti tra i due gesti, su una potenziale esistenza di una community con delle mission da compiere. A questo si aggiunge la versione di una ragazza straniera che al Messaggero ha sostenuto di avere incrociato negli stessi ambienti digitali frequentati dal tredicenne anche il ragazzino di San Vito Lo Capo. Dall'analisi dei dispositivi, PC e smartphone utilizzati dal dodicenne potranno arrivare elementi utili per fare luce sulla vicenda. Il giovane intanto è stato ascoltato in modalità protetta al Tribunale dei minorenni di Palermo. Per la procuratrice dei minori Claudia Caramanna la cosa più spaventosa è la freddezza, il distacco emotivo del dodicenne che avrebbe potuto fare una strage. E a quanto pare non sembrerebbe che il ragazzino abbia compreso la gravità dei fatti nella percezione distorta della realtà di un mondo virtuale parallelo che trasforma tutto come in un perenne gioco online senza assumersi le responsabilità della realtà vera. Resta in gravissime condizioni la donna aggredita dal marito al culmine di una lite nel loro appartamento a Mister Bianco, nel catanese. Nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre. La maggiore ha chiamato il 112 dando l'allarme. Fermato l'uomo per tentato omicidio. Giusy Lazzara. È gravissima, ricoverata in terapia intensiva, la donna aggredita dal marito che l'ha colpita forse con un martello più volte alla testa. Nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre. Alcuni di loro hanno sentito solamente la violenta lite tra i genitori. La tragedia nella notte di venerdì a Mister Bianco nel catanese. Urla, terrore e poi la richiesta d'aiuto. È la figlia maggiore che chiama i carabinieri con un filo di voce. Mia madre è a terra, svenuta con una ferita alla testa. Nell'appartamento di Belsito, in una zona residenziale di Mister Bianco, i carabinieri trovano la donna in una pozza di sangue e i 4 figli, 2 maggiorenni e 2 minorenni, sotto shock. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, è stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico e resta in imminente pericolo di vita per il gravissimo trauma cranio-facciale e delle lesioni cerebrali riportate. Il marito, un autista, è stato fermato per tentato femminicidio. Secondo gli investigatori, l'uomo ha colpito con rabbia al culmine di contrasti per un rapporto in crisi. Nell'abitazione anche i militari della scientifica, dei carabinieri che hanno fatto rilievi e cercato il martello che potrebbe essere stato utilizzato dall'uomo. Sulla famiglia però non risultano denunce pregresse né segnalazioni ai servizi sociali. Nuova scia di sangue sulle strade in Sicilia, 2 incidenti mortali nelle ultime ore sulle statali tra Butera e Partinico. Deceduto un motociclista e un uomo in uno scontro tra auto, anche un bambino tra i 4 feriti. Giusy Lazzara. Scia di sangue sulle strade siciliane, 2 gli incidenti mortali nelle ultime ore. Impatto fatale sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula, Butera, in provincia di Caltanissetta. Una giornata di svago si è trasformata in tragedia per un giovane motociclista di Pozzallo, morto nello scontro con un'auto. L'urto è stato violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. I mezzi sono stati sequestrati come previsto dalle normative vigenti in materia di omicidio stradale, in attesa di ulteriori disposizioni della Procura. E ieri un altro scontro mortale sulla strada statale 113 a Partinico, fra 2 auto all'altezza del Ponte Tauro. Nell'incidente ha perso la vita un uomo, feriti 4 passeggeri, un bambino, 2 donne e un uomo, tutti trasportati in codice rosso negli ospedali Cervello di Palermo e il Civico di Partinico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle auto. La tragedia arriva a pochi giorni da un altro incidente mortale avvenuto sempre sulla statale 113 il 26 maggio nelle vicinanze di Cefalù. Violento l'impatto tra un'auto e una moto, costato la vita al motociclista. Guidava sotto effetto di cocaina e alcol, con la patente scaduta e senza assicurazione, il conducente del SUV che venerdì
A Mazara del Vallo ha investito uno scuolabus facendolo ribaltare. L'uomo è risultato positivo ai test, con lui anche la moglie incinta e 5 figli. Per fortuna nessuno dei 19 feriti, 14 dei quali minori, è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione il conducente non avrebbe rispettato il segnale di stop all'incrocio, determinante il sangue freddo dell'autista comunale Giuseppe Di Stefano e del personale a bordo del pulmino che hanno aiutato i bambini a uscire rapidamente dal veicolo. Furti d'auto ed estorsione, 9 arresti a Palermo, documentati 55 furti tra il 2024 e il 2025 per un giro d'affari sui 2 milioni di euro. La banda estorceva denaro ai proprietari con il metodo del cavallo di ritorno. Maglio Viola. Rubavano le autovetture, prelevavano i pezzi che gli servivano, poi le restituivano ai proprietari con parti mancanti, ma dietro il pagamento di un riscatto. Gli agenti del commissariato Portanuova di Palermo hanno sgominato la banda divenuta il terrore degli automobilisti in città, un'organizzazione perfettamente strutturata che aveva messo insieme i due assi di guadagno criminale legati ai furti, ovvero la rivendita di parti di ricambio e il cosiddetto cavallo di ritorno. Per massimizzare poi i guadagni, la banda acquistava legalmente a poche centinaia di euro auto distrutte e le rimetteva in sesto con i pezzi rubati per poi rivenderle con un'apparenza di legittimità e grandi guadagni. Sono 9 le persone finite adesso agli arresti domiciliari, mentre altre 30 sono state denunciate a piede libero. Le accuse riguardano 55 furti avvenuti nell'arco di 10 mesi fra il 28 aprile 24 e il 28 febbraio 25. Secondo le stime degli inquirenti, il giro d'affari complessivo generato dall'attività illecita era di 2 milioni di euro circa. L'organizzazione aveva una base logistica al piano terra di uno stabile della circonvallazione di Palermo e durante le perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto dispositivi elettronici per l'avvio forzato delle vetture, inibitori di frequenza jammer utilizzati per neutralizzare i GPS installati sui mezzi e impianti per clonare i telecomandi delle vetture. Tutti i furti venivano pianificati ed eseguiti nella notte lontano da telecamere di videosorveglianza. L'organizzazione aveva ruoli definiti: supervisori, addetti al furto, staffette e apripista per bonificare i percorsi dalle forze dell'ordine, addetti allo smontaggio e addetti alla rivendita dei componenti. Sequestrate anche 2 officine nella zona di Corso Calatafimi e in quella Montegrappa. Blitz antidroga sull'asse Sicilia-Calabria, le cosche Regine, base di partenza di ingenti quantitativi di cocaina, eroina e hashish per rifornire le piazze di spaccio del Calatino. 6 le persone arrestate. Tonino De Mano. 6 arresti, 19 indagati, 21 kg di marijuana più 4 kg tra hashish e cocaina sequestrati. È il bilancio di un'operazione antidroga effettuata dai carabinieri della compagnia di Palagonia e dei comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria. Ancora una volta le cosche Regine si confermano base di partenza di ingenti carichi di stupefacenti che approvvigionano le piazze di spaccio dell'isola, nella fattispecie Palagonia, Ramacca, Scordia, Caltagirone e Gela. Tra gli arrestati figura anche Antonino Apa, 49 anni, calabrese, imparentato con esponenti della cosca Pesce di Rosarno e ritenuto appartenente all'Andrina Bellocco, che avrebbe garantito la stabile fornitura di grossi quantitativi di cocaina. Le indagini, concentrate tra il 2023 e il 2024, hanno consentito di ricostruire la struttura dell'organizzazione, i ruoli dei singoli associati e le modalità di approvvigionamento, trasporto e distribuzione della droga che veniva venduta all'ingrosso a pusher e a gruppi criminali. Dall'inchiesta sono emerse anche estorsioni finalizzate al recupero dei crediti per droga non pagata, con minacce e violenze nei confronti degli acquirenti morosi. Inchiesta su Messina Denaro e i suoi fiancheggiatori al setaccio La Vita, gli affari del narcotrafficante Tamburello, del figlio e dell'ex moglie, arrestati pochi giorni fa. Quest'ultima consultava i chiaroveggenti per sapere se i viaggi d'affari sarebbero andati bene. Laura Spanò. Non erano solo soci in affari Giacomo Tamburello e Matteo Messina Denaro, ma come il boss anche Tamburello, per sfuggire alle forze dell'ordine, usava diversi alias. Da qui la necessità dei magistrati di Palermo, che indagano sul tesoro e sui fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, della misura cautelare in carcere nei suoi confronti, ma anche dell'ex moglie e del figlio Luca. Tamburello è rimasto latitante per 4 anni in Spagna e in quel periodo ha continuato a dirigere il narcotraffico e si spostava grazie a documenti falsi come le carte d'identità intestate
attestate a Riccardo Maniscalco e Gaetano De Vincenzo, e che Tamburello progettasse di lasciare l'Italia. Gli investigatori lo hanno scoperto intercettando lui e il figlio Luca, con cui disquisiva non solo di investimenti e spostamenti di denaro in paradisi fiscali per schermare la loro azione e diversificare gli investimenti, ma anche su come investire in criptovalute, strumenti finanziari sui quali già lavoravano. In quelle intercettazioni Luca consigliava al padre di andarsene dall'Italia. E le indagini mostrano anche un altro aspetto singolare che riguarda Maria Antonina Bruno, ex moglie di Tamburello, che si muove tra banche, bonifici respinti, ville, ma che prima di ogni operazione chiama i chiaroveggenti per farsi leggere il futuro degli affari, soprattutto quando le operazioni finanziarie di famiglia si complicano. Il periodo è compreso tra il 28 settembre e il 1 ottobre 2025. Il contesto è il trasferimento di fondi verso banche monegasche e lei, prima di partire per Nizza con il figlio Luca, chiama diversi chiaroveggenti per ottenere una previsione in merito al proprio futuro. Il viaggio è improvviso e lei vuole Luca con sé. Il tono è netto: io glielo dirò, dice al chiaroveggente. A Catania ieri sera fiaccolata per ricordare Santo Re, il giovane pasticcere ucciso in strada da un posteggiatore abusivo. Tonino De Mana. Giustizia per Santo, e Santo vive. Poi lacrime, strette di mano ed abbracci, veri e sinceri, per ricordare Santo Re, il giovane catanese assassinato da un extracomunitario irregolare, già irregolare, che non doveva trovarsi in piazza Mancini Battaglia ad incrociare lo sguardo e il destino con il povero pasticcere, ucciso senza un motivo e senza un perché. Ed affinché non cade il buio sulla vicenda Catania, lo ha voluto ricordare con una fiaccolata che ha visto la composta partecipazione di 300 persone. Ad aprire il corteo il padre Nino, affiancato dalla moglie Patrizia e dalle figlie Deborah ed Eleonora. Poche parole e tanta commozione per il padre di Santo. È deciso Catania di stare con Santo perché era un cittadino catanese e anche un grande lavoratore. Presente Giulia Gresta, moglie di Santo Re. Santo era sempre un ragazzo disponibile che aiutava tutti e in particolar modo ha aiutato chi gli ha tolto la vita ingiustamente in un modo brutale. Candele accese e camminata verso piazza Mancini Battaglia con raduno sul luogo dell'omicidio, con qualche difficoltà per il passaggio dei partecipanti a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta. Poi la commozione prende il sopravvento. Tocca le corde giuste padre Angelo Mangano, che invoca giustizia facendo appello a tutti affinché, ha detto, ognuno con le proprie responsabilità possa far luce sulla vicenda, evitando che le candele possano spegnersi metaforicamente. Restiamo uniti a questa famiglia, ha concluso padre Mangano. A rappresentare il comune di Catania l'assessore alla protezione civile Bottino. Sono saliti sul tetto di un centro commerciale a Misilmeri, poi con una motosega hanno tagliato il tetto in legno calandosi dall'alto. I ladri hanno rubato un centinaio di telefoni cellulari del valore di 50.000 euro. E cambiamo argomento: il parcheggio multipiano di Santa Panagia a Siracusa è nel totale degrado. Cambiano le amministrazioni, si annunciano inaugurazioni, ma nulla, è sempre tutto fermo. Con le nostre telecamere vi portiamo all'interno della struttura che potrebbe invece rappresentare una valvola di sfogo per la mobilità. Francesco Aloi. Peccato avere una struttura del genere che non può essere utilizzata. Degrado ed illegalità hanno casa vicino al Palazzo di Giustizia di Siracusa. Questo parcheggio multipiano è così da sempre. Sembra pronto all'uso, ma a quanto pare non per gli automobilisti. Qui viene chiunque, però per fare altro. Lo vedete, ci sono rifiuti di ogni genere, dagli scarti edili ai pezzi di automobili. È uno spreco assurdo fare un parcheggio del genere e lasciarlo così. Ci sono barboni messi là dentro, era una bellissima idea, un parcheggio veramente fatto bene, e poi l'hanno lasciato proprio così abbandonato. Un parcheggio a 3 livelli che potrebbe essere un'importante valvola di sfogo per la mobilità del centro. Lasciando l'auto qui si arriverebbe a Ortigia in bus. Almeno questi sarebbero i progetti dell'amministrazione, che però
pare essersi dimenticata di quest'area. Nonostante diverse interrogazioni da parte mia, da parte di altri su questo parcheggio, continua a restare chiuso, aperto, non si capisce se è aperto, se è chiuso, in ogni caso le sbarre sono aperte, quindi chiunque vi può entrare. Ogni volta si risponde sì, stiamo facendo, ma la verità è che questo stato del parcheggio ormai dura da parecchio tempo. Qui, ci dice chi frequenta la zona, si viene anche per consumare dosi di droga. Allora che fare? Consegniamo il parcheggio alla città o lo lasciamo in mano all'illegalità? E la Sicilia torna regina dei destination wedding e conquista le star internazionali, da Dua Lipa ad Aurora Ramazzotti. L'isola si conferma il palcoscenico più glamour dell'estate. Eva Spampinato. La Sicilia si conferma meta preferita per il Destination Wedding internazionale e torna a essere il luogo del cuore scelto da VIP e celebrità per pronunciare il fatidico sì. Tra paesaggi mozzafiato, dimore storiche e atmosfere senza tempo, l'isola si conferma una delle mete più ambite del jet set mondiale. I riflettori sono puntati su Bagheria, dove il 5 giugno la pop star Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner dovrebbero sposarsi nella splendida Villa Val Guarnera, già set dell'intramontabile Gattopardo. Per l'occasione sono già previste misure straordinarie di sicurezza e un intero weekend di festeggiamenti tra Palermo e la costa. Attesi ospiti di fama internazionale dal mondo della musica, al cinema e alla moda, con indiscrezioni che parlano anche della presenza di Elton John e Madonna. Ma il glamour non si ferma nel palermitano. Il 4 luglio sarà il turno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno scelto il fascino del Castello Xirumi di Lentini per il loro matrimonio civile, un evento che unisce eleganza, tradizione e atmosfera mediterranea. Ancora una volta la Sicilia si conferma non solo meta turistica d'eccellenza, ma anche capitale delle nozze più esclusive dell'estate. E adesso una pausa, tra poco con la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, c'è attesa nel Catania per conoscere futuro e ambizioni del presidente Pelligra. Le prime novità riguarderanno direttore sportivo e allenatore. Il punto di Sergio Colosi. Prosegue la riflessione in casa Catania. Nelle prossime ore una nota del presidente Ross Pelligra dovrebbe chiarire programmi, investimenti e obiettivi anche su Torre del Grifo dopo un ciclo di 4 anni e la mancata promozione in B. È tempo di bilanci, sicuramente rosso, ma soprattutto di guardare oltre e non ripetere gli errori, da rinnovare il settore tecnico nelle sue figure principali e non solo. Fortunato Varrà, dirigente del Napoli e responsabile dei calciatori azzurri in prestito, è un nome caldo per il ruolo di direttore sportivo, ma non l'unico. Varrà, sotto contratto con il club campano, dovrebbe rescindere tornando in Serie C dopo le esperienze in passato con Potenza e Pontedera. In caso di fumata bianca il suo prescelto sarebbe il tecnico dei Lucani Pietro De Giorgio, che ha lavorato con lui. Variegata e di qualità comunque la lista degli allenatori. Chiuso il biennio con Toscano, si guarda anche a Francesco Tomei dell'Ascoli, a Marco Turati del Siracusa e ad altri 2 nomi di spessore, seguiti e contattati nella stagione appena conclusa: Guido Pagliuca, grande protagonista con la Juve Stabia, e poi esonerato in via d'Empoli, dove dopo la parentesi Dionisi è stato un altro pallino rossazzurro, Fabio Caserta, a salvare il club toscano. Il Catania potrebbe ripartire da uno dei 2, prima però si attendono le dichiarazioni di Pelligra. E adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.